Un festival dove c'è solo una vetrina o c'è anche una sorta di competizione tra le varie iniziative, una competizione bonaria per il pubblico, anche per evidenziare il lavoro che fate? Ma sicuramente proprio in questo spirito, proprio anche tra Pro Loco c'è l'emulazione, chi vuol far meglio e mostrare le cose migliori, e anche tra Pro Loco apprezzare quello che fanno gli altri, perché il nostro Veneto è ricco, ricco di tantissime cose, e ovviamente ognuno porta avanti quella del proprio paese, ma tutti noi apprezziamo anche tutto il grande patrimonio immateriale che c'è nel Veneto. Lei è da qualche anno che continua a sottolinearmi che ci sono delle difficoltà che non mi sembra ancora risolte. Che cosa chiedete? Ma noi chiediamo una norma specifica, chiamiamo una parola grossa, una legge che regolamenti le manifestazioni temporanee, che oggi non c'è in Italia. Ci sono circolari, eccetera. Qualcosa di buono è stato fatto ultimamente, sicuramente nel distinguere i grossi eventi dai piccoli eventi, ma non è sufficiente, ci vuole una normativa specifica in modo da garantire sì la sicurezza per chi partecipa alle manifestazioni, ma anche la sicurezza per chi le organizza, in modo che l'organizzazione sappia quello che deve fare e possa avere norme applicabili. Quest'anno è annunciata la presenza del Ministro agli Affari Regionali Erika Stefani, forse può essere un rappresentante, un depositario delle vostre istanze, è ancora aperta la ferita del Molinetto della Croda, no? Quindi norme plausibili, è questo che chiedete. Sì, sì, norme plausibili e applicabili, e noi ci auguriamo che questo nuovo governo possa andare in questa direzione.